Cari amici, ben ritrovati, buon anno, ma buon anno soprattutto perché siamo tornati a Miane, siamo nella frazione di Vergomara e siamo alla prima sagra ufficiale di ogni anno. Non c'è nessuna prima, tutto il resto dopo. Con noi Giulia Bordolini, presidente dell'associazione Sant'Antonio dell'Omata. Presidente, piacere, buon anno. Grazie. Complimenti per questo bellissimo anniversario. Grazie, ogni anno una soddisfazione sempre più grande. Siamo un'associazione nata 3 anni e mezzo fa, è già il 4º anno che facciamo la sagra quest'anno. Ci sono sempre più persone che ci aiutano, anche oggi quest'anno abbiamo 7 persone in più, per cui è sempre un piacere farla. Quest'anno abbiamo inserito appunto la passeggiata, è una cosa nuova che ci hanno proposto gli amici del gruppo San Rocco qua di Miane, e sarà una passeggiata di 5 km, 200 metri di dislivello, qualcosa di molto tranquillo, però qualcosa che ci fa vedere le fontane di Vergomara, le fontane che abbiamo restaurato, che abbiamo risistemato, e anche quelle che andremo a risistemare, perché è un percorso che non lasceremo perdere senz'altro. Fasoli con la pecchetta, fasoli con la farina, tutta la griglia possibile, pollo, salsicce, costicine, formaggio, polenta a non finire, e poi andiamo il 18 e il 25 sono 2 giornate fondamentali, perché è della mostra mercato del radicchio di Treviso, con un menù tutto dedicato al radicchio, con 4 antipasti, 2 primi, un secondo, 2 dolci dedicati al radicchio, e vino, acqua, caffè, insomma un pranzo completo. Diciamo che essere orgogliosi di questa nostra realtà, che tra l'altro vediamo crescere quotidianamente e sempre di più, una testimonianza anche il mio collega assessore, che certo, lui proprio vede da vicino vive anche personalmente la vita delle associazioni. E ci dà soddisfazione perché oltre a questo senso di appartenenza al territorio, abbiamo anche un filone giovane che sta venendo avanti, e questo ci dà speranza anche per il futuro, sia nell'ambito dello sport, soprattutto l'estate, ma anche, come può vedere adesso, anche in questa realtà qua ci sono tanti ragazzi, quindi è un bene che innanzitutto vengano mantenute le tradizioni a cui noi siamo molto legati, e allo stesso tempo che le giovani leve ci aiutino a portare avanti, perché le tradizioni vivono se c'è chi le mantiene vive. Esatto. E quindi di questo ne andiamo fieri. Non finirò mai di ringraziare, soprattutto prima di tutto il mio consiglio, che non ringrazio facilmente, però senza di loro non sarei. Loro mi hanno sempre accontentata, mi hanno sempre seguita, e veramente non potrei volere persone più positive vicino. E poi a tutti i volontari, ma soprattutto i ragazzini. Quest'anno siamo arrivati a 130 persone. E quindi tanta gioventù, tanta soddisfazione. Soprattutto vedere i ragazzini come lavorano. Giulia, non vogliamo togliere niente a nessuno, però la vostra è un'associazione che più di tante altre fa proprio pro loco, cioè per il territorio. Voi state restaurando una chiesetta. Allora, quest'anno è un anno importantissimo per noi, perché dopo 16 anni, grazie a un finanziamento che ci è stato trovato dopo tanto lavoro a Roma da Angela Colmellere, l'ex deputato alla Camera a Roma, e ci ha trovato questo finanziamento molto consistente che ci permette di restaurare tutti gli affreschi della chiesetta, di rifare la volta e di risistemarla, insomma, tutta quanta, per cui i lavori dureranno un anno.
richiedono molta fatica logicamente anche da parte nostra, che andiamo, non so, a vedere, a chiedere, a controllare, così. Volevo anche dire che abbiamo trovato nella sovrintendenza di Venezia delle persone eccezionali che ci hanno capito, che ci hanno seguito, che ci hanno accontentato veramente in tutto. Venire a Miane, che è all'interno di questo bel territorio delle colline dell'UNESCO, e alla sagra di Sant'Antonio in primis, che è questa che è in corso, ma anche a tutti gli altri eventi che teniamo durante l'anno. In primavera abbiamo il Prosecco e tante altre realtà. D'estate abbiamo diversi eventi che riguardano lo sport, i giovani. In autunno abbiamo le Malche e poi i padroni di Convai, che sono il nostro orgoglio principale. 82esima edizione. Esatto, quest'anno. Allora vi aspettiamo tutti quanti con col nostro Magnarde una volta, come abbiamo scritto nei manifesti, e vedrete che ne vale veramente la pena, non solo per il mangiare ma anche per il clima che si vive, un clima di amicizia, di fraternità, di serenità, che è veramente una gioia vivere. Giulia, grazie ancora dell'invito, noi vi invitiamo fino al 25 gennaio, venite qui a Miane, centro polifunzionale, sagra di Sant'Antonio di Veromán. Giulia e i suoi 100 volontari vi aspettano per farvi degustare ottimi piatti e tanto amore per il territorio. Grazie a tutti e buona serata.